Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con il sindaco, benvenuto al sindaco di Catania Trantino. Cominciamo subito con una notizia positiva. L'amministrazione comunale di Catania si è aggiudicato il finanziamento ministeriale di 70.000 euro del bando Città che legge 2023, grazie a un progetto realizzato in partenariato con diverse associazioni. Bello sindaco, un progetto della sua amministrazione per promuovere lettura ed eventi culturali, un lavoro di squadra, con chi? Assolutamente sì, innanzitutto col direttore Paolo Di Caro, quindi dopodiché mi piace citare, non li nomino tutti, ma tutti quelli della direzione cultura, Sabrina Morabito e altri che si sono occupati di questo, proprio perché noi abbiamo 2 biblioteche attive molto presenti sul territorio, una vicino a via Passo Gravina e una al centro storico vicino a via San Giuliano, e devo dire che c'è una forte presenza. Stiamo cercando di migliorare la condizione delle biblioteche decentrate nelle periferie, perché vorremmo spingere i nostri giovani ad appassionarsi di più rispetto alla lettura, purtroppo un'attività un po' dimenticata, quindi questo finanziamento ci consentirà di ovviamente organizzare delle iniziative con cui incoraggiare il ritorno alla lettura da parte dei nostri ragazzi. Molto bello, Catania, città che legge. Adesso passiamo invece, sindaco, alle note dolenti. Poco fa c'è stato un ennesimo incidente sulla circonvallazione nei pressi dell'incrocio di via Duca degli Abruzzi, e questa volta sembra coinvolto un motociclista. Non sappiamo se si è fatto male, c'è comunque una moto a terra, una lunga fila di macchine in direzione di Ognina, e intanto dall'ospedale San Marco non arrivano purtroppo notizie confortanti su Anna, la ragazza che è stata investita l'altro giorno da un'auto sempre sulla circonvallazione, questa volta dal lato più vicino a dove ci troviamo noi. E si ripropone il problema della sicurezza, sindaco, che non può essere garantita solo con la realizzazione di senso di responsabilità, di atteggiamento, di condivisione, come ha detto lei, ma forse occorrono davvero i sovrappassi, come abbiamo detto oggi nel corso del nostro TG Sicilia e anche Sicilia 24, richiesto per esempio dal presidente della terza municipalità. Vediamo. Le morti di Chiara e Danilo, le gravissime condizioni di Anna, tutti falciati sulla circonvolazione di Catania, riaccendono il dibattito sulla sicurezza stradale, anzi lo infuocano. Alla luce dei fatti e dal sangue che scorre, è evidente che autovelox funzionanti ma non ancora attivi, T-Red e semafori a chiamata non bastano se gli automobilisti continuano a scambiare le strade per circuiti di Formula 1. Da Ognina a Mister Bianco e viceversa, si corre troppo, si passa con il rosso, si usa il cellulare e i pedoni sono i primi a rischiare, specie all'altezza della cittadella dove tutti invocano il ripristino del cavalcavia. Purtroppo, dico io, ahimè, bisognava solo riqualificarlo, perché riqualificare non ha sicuramente il prezzo di una vita. L'opposizione, per bocca di Graziano Bonaccorsi, tende una mano al sindaco e lo invita a riflettere sull'importanza del sovrappasso. I cittadini avranno anche quest'ulteriore struttura per evitare eventuali incidenti e per attraversare in maniera serena quel tratto. E poi ci sono loro, gli studenti, che neanche a dirlo chiedono a gran voce interventi urgenti in nome e per conto della sicurezza. Sovrappasso sì, anche perché questo è l'unico punto dove effettivamente si può passare tranquillamente, e anche col semaforo le macchine si fermano. Chi non si ferma, come nel mio caso, prende una multa. Vietato distrarsi alla guida e a piedi. Abbiamo visto che avevi delle cuffiette, eri un po' distratto sulle strisce pedonali. Sono passato col verde. Ma non basta questo, perché purtroppo molta gente passa col rosso. Non dipende da me, dipende dai guidatori, quindi parlate con i guidatori, non con me. Io sto passando sulle strisce verdi. Mi scusi, ma questa è un'intervista contro gli studenti che passano alle strisce pedonali o contro l'amministrazione che dovrebbe fare qualcosa? È una via di mezzo, perché ci sono gli incidenti causati dalla fatalità, ma anche da distrazioni e dall'imprudenza degli automobilisti. Io credo che se tutti seguissimo le regole non ci sarebbero problemi. Allora, sindaco, fate il sovrappasso? Allora, credo che la sintesi finale sia quella più intelligente. Se tutti seguissero le regole non ci sarebbero problemi. Dico una cosa, l'unico rilievo che muove al servizio di Tonino De Mana non è vero affatto che passano tutti col rosso, assolutamente. Allora cerchiamo di ripristinare un po' stasera il... qualcuno sì, però. Io dico una cosa, che la circonvallazione, lo sottolineerò sempre, non è mai stata così in sicurezza come negli ultimi mesi.
tant'è che questa sera verrà presentato dal vice sindaco uno studio dell'università proprio sui flussi di traffico, a dimostrazione che c'è stato un forte rallentamento della velocità e comunque è l'esperienza di tutti che i semafori si fermano. Non dobbiamo dimenticarci che ancora non conosciamo quale sia la dinamica dell'incidente che ha coinvolto la povera Anna. Sappiamo che è stata alle 17:20 in direzione est-ovest, alle 17:20 c'è un sole che mi dicono le persone che hanno non assistito all'incidente ma sono arrivate subito dopo, sì, obiettivamente accecava. Parrebbe che questa macchina stesse procedendo a velocità assolutamente nei limiti rispetto a quella consentita. Questo significa che la fatalità c'è sempre. Allora il sovrappasso si potrebbe dire diventa risolutivo. Io adesso non voglio scendere nel particolare se quello preesistente fosse utilizzato come dicono alcuni o non fosse utilizzato come dicono altri. Dico solo che ho il dovere di ragionare freddamente rispetto alla questione che inevitabilmente implica delle reazioni anche emotive. Questo sovrappasso non avrebbe evitato l'incidente di Anna. Questo sovrappasso che si vuole davanti alla cittadella non avrebbe evitato la morte di Chiara perché è avvenuto in un altro attraversamento pedonale. E allora poi la domanda è, se noi dobbiamo fare qualcosa per garantire la sicurezza, quanti sovrappassi dobbiamo fare? Ha citato poc'anzi questo incidente, non sapevo che ci fosse stato, spero che sia un incidente lieve. Sì, all'incrocio con Duca degli Abruzzi. Lo dobbiamo fare anche in Duca degli Abruzzi, lo dobbiamo fare qua di fronte, direttore, voi conoscete la situazione qua di fronte. Sì, come no. Quanti ne dobbiamo fare? E davanti alle scuole, viale 20 settembre davanti alla Cavour, viale Vittorio Veneto davanti alla scuola Mario Rapisardi dove più volte ci sono stati degli incidenti. Ma scusi, nessun sovrappasso o meglio un sovrappasso? Allora, noi stiamo cercando di capire qual è la situazione perché alla fine vorremmo realizzare, cioè vorrebbero che si realizzasse il sovrappasso dove morì il povero Danilo Di Maio nel 2017. Da allora incidenti non ce ne sono stati più. Abbiamo messo il TX Speed che tra poco sarà messo anche in altri 3 punti della circonvallazione. Col TX Speed vengono rilevate le infrazioni di chi va oltre con il rosso e infatti tutti si fermano. Abbiamo messo gli autovelox, peraltro gli autovelox sono attivi praticamente da oggi, sarà un'attivazione graduale, abbiamo detto che l'avremmo... Questa è una notizia. Sì, quindi... perché avevamo già noi, ovviamente non è che è stato perché c'è stato l'incidente, noi un mese fa abbiamo messo la delibera e quindi è la questione di giorni, gradualmente saranno attivi, ma già la gente rispetta comunque per la gran parte i limiti. Certo c'è sempre quell'imprudente, allora torno in monito di quello studente, se tutti rispettassero i limiti di velocità, se tutti rispettassero le regole non succederebbe. Poi c'è sempre la fatalità, c'è sempre l'ineluttabilità, c'è sempre l'imprevedibilità, ma direttore è chiaro che ogni scelta in materia di sicurezza deve essere fatta anche sulla base di regole statistiche, di leggi statistiche, perché quando parliamo di sovrappassi, parliamo di infrastrutture che non è che hanno un costo irrisorio, hanno un costo che noi abbiamo anche difficoltà a sostenere, per non dire impossibilità a sostenere. E allora è chiaro che non c'è nessun prezzo rispetto alla vita umana, ma se noi parliamo dell'attraversamento di una strada all'altezza di un punto in cui si è verificato un decesso 8 anni fa, 7 anni fa e da allora non c'è stato più nulla, in più abbiamo rafforzato i presidi di sicurezza. Per carità, tutto può succedere, ma noi possiamo ragionare in termini di quel che potrebbe succedere solo per l'imponderabile. Non c'è dubbio. Posso insistere su una domanda? Certo. Sono attivi da oggi gli autovelox? Praticamente è un'attivazione graduale perché sono 5, quindi è cominciato, non so se da oggi o da domani. Nelle prossime ore. C'è il comunicato che sta per uscire, quindi non vorrei essere impreciso. I nostri telegiornali certamente informeranno, comunque questione di ora, quindi ancora maggiore attenzione e maggiore prudenza. Adesso passiamo a un'altra zona di Catania, via Sant'Euprio, dove c'è la cripta di Sant'Euprio, che è copatrono di Catania insieme a Sant'Agata. Però quando fa sera il buio, come dire, domina e le chiome degli alberi coprono anche gli unici punti luce rimasti. Guardiamo. È il copatrono di Catania, ma non sembra avere la stessa visibilità di Sant'Agata. La cripta del martire Sant'Euplio, inserita nel circuito della Via dei Tesori al Calar del Sole, è pressoché invisibile ai turisti e a quanti percorrono l'omonima via. Sant'Euplio appunto, in pieno centro storico. Eppure non si direbbe, visto che la sera l'illuminazione è garantita soltanto dal vicino chiosco e dai fari delle auto in transito. Il video che vi proponiamo non ha bisogno di commenti, anzi sì, dal momento che la segnalazione denuncia arriva da Lorenzo Costanzo, presidente CIDEC e rappresentante della comunità Sant'Euplio. Molti turisti
che passano lo vedono completamente al buio. Quello che chiediamo più attenzione, visto che questo sito al buio non è visitabile e non è neanche sicuro. A terra sono invece ben visibili un palo della luce ed una transenna che mette in sicurezza, si fa per dire, l'area in questione, mentre basta alzare lo sguardo e l'obiettivo della telecamera per rendersi conto che gli unici punti luce sono completamente nascosti dagli alberi, le cui chiome ed i rami, alcuni pericolanti, pendono come una spada di Damocle sugli ignari passanti. Sindaco. A volte mi sembra che sia un bollettino di guerra quello di De Mara, di rami che pendono pericolanti sui passanti. Non vorrei che ci fosse una esagerazione, una sovrastima dei fatti veri. Mi colpisce la presenza di quel palo a terra, voglio capire perché ancora non è stato aggiustato. I servizi di Tonino De Mara vengono sempre vidimati dal sottoscritto, quindi se la prenda con me. No, ma non me la prendo con nessuno, ci mancherebbe, non è neanche un rilievo, è così un appunto affettuoso, visto che comunque stimo Tonino. No, la questione è un'altra. Io sono stato informato nelle scorse ore del problema dell'illuminazione, ma hanno detto che c'era non un problema di rami, ma un problema di umidità che ha corroso l'impianto, ecco. Per cui stiamo intervenendo per ripristinarlo. Mi dicono dovrebbe essere fatto presto dalla direzione manutenzioni, quindi vigiliamo insieme. Speriamo, benissimo, vigiliamo insieme. Facciamo una pausa adesso, se la regia è d'accordo, poi ci sarà un altro argomento e poi toccherà a voi con i vostri messaggi. Oggi è stata assegnata la cittadinanza onoraria, sindaco Trentino, a un grande attore teatrale come Gabriele Lavia, che è naturalmente di origine catanese, che si è mostrato anche molto commosso ricordando i suoi parenti, i genitori, i nonni, anche nel servizio della nostra Desiree Ferrito che abbiamo mandato nei TG precedenti. Com'è stato l'incontro con Lavia? Molto affettuoso, ci siamo messi anche a riprodurre la Divina Commedia, il primo canto della Divina Commedia con i versi di Vittina Crozze, perché spiegavo a proposito dell'endecasillabo che Vittina Crozze è in endecasillabi, per cui la Divina Commedia può essere cantata interamente, visto che sono 11 sillabi per strofa con la melodia di Vittina Crozze. Abbiamo voluto provare questa cosa perché intanto stiamo vedendo qualche immagine, lei che gli consegna appunto il riconoscimento di cittadino onorario. Gabriele Lavia. Io credo che la città debba riconoscersi nel prestigio di alcuni autorevoli rappresentanti della cultura se queste persone hanno un contatto forte con la città di Catania. Gabriele Lavia, oltre ai genitori, prima ancora la nonna, ci spiegava che veniva accolto dal bastone della mamma quando si avventurava nel lasciare, perché gli veniva proibito, che gli manca tanto quel momento di catanesità, ma che comunque, come spesso diciamo, questa malattia è una malattia inguaribile. Quindi alla fine è stato come, non dico un ritorno a casa, però la chiusura di un cerchio rispetto a una vita costellata di tanti preziosi successi che l'hanno reso grande e che hanno reso la nostra nazione fiera della sua presenza. Il fatto è che adesso lo possiamo annoverare come cittadino catanese e rende orgogliosa la nostra comunità. È davvero un bellissimo riconoscimento, caro sindaco. Adesso io direi dovremmo parlare di WeBuild, che sta facendo reclutamento anche a Catania dopo averlo fatto a Palermo, però io, se in regia sono d'accordo, rinvierei questo a cose fatte. Vorrei invece dare subito spazio, visto che abbiamo una decina di minuti scarsi, ai nostri ascoltatori. Partiamo da Piazza Asciuti. Piazza Asciuti, una nostra telespettatrice, ci ha mandato un video, eccolo qua. Piazza Asciuti siamo, diciamo, dalle parti di Vetnea, non lontanissimo. Ecco, questo stamattina ci sono discariche, ci sono capitostature dall'albero. No, insomma, non è capitostatura, è un ramo tranciato da qualcuno che ci si è appeso e l'ha rotto. Attenzione, leggo testuale, questa mattina le discariche, compreso la capitostatura che lei ha detto non è quella, è una vergogna, telecamere a prescindere dalle chiusure e gli veti statali della zona. Comunque una protesta per poca cura in Piazza Asciuti.
Allora, su Piazza Asciuti io ho chiesto di accelerare rispetto alla chiusura di via Filippo Corridoni, perché a quel punto diventa impermeabile rispetto agli ingressi da fuori. Questo significa che chi conferisce rifiuti non potrà farlo più per giungere con le auto. Molte volte, mi dispiace dirlo, sono gli stessi ristoratori che effettuano questo, tant'è vero che io mi auguro che appena saremo operativi, ma la prossima primavera con l'arrivo dei vigili, ci saranno dei presidi mirati per poi disporre la chiusura di questi esercizi commerciali. Quindi arrivano in primavera i nuovi vigili? No, dovrebbero arrivare prima, il tempo della formazione. Io penso che sarà difficile. 80, 180. 180, 180. giusto, chiedo scusa. Prego, 80 a carico nostro, 100 a carico del governo per i primi 3 anni. Perfetto. Questo significa che dovremmo essere più reattivi. Nello stesso tempo faccio notare, quando si chiedono le telecamere, stiamo attenti a non mitizzare la telecamera, perché rispetto al soggetto che abbandona il rifiuto a piedi, la telecamera non può fare nulla, non esistono sistemi di riconoscimento facciale, quindi è chiaro che non sarebbe semplicemente che sì, probabilmente avrebbe un valore dissuasivo, però quello che a me dà fastidio è vedere come ci siano in piena giornata dei mezzi a 2 ruote posteggiati su marciapiede, che ora non ci potranno essere più, visto che ovviamente c'è il divieto di accesso per i veicoli e per i motoveicoli, però nel momento in cui si mette la moto sul marciapiede, e talvolta possono essere anche soggetti che vivono sul turismo, ma non ci si rende conto che ci facciamo male a noi stessi, che siamo propensi all'autolesionismo, non capendo come quella piazza potrebbe essere un gioiellino. Io un paio di volte ho fatto qualche giro, laddove ci vado o rimuovere i mezzi o comunque chiedo a chi li ha posteggiati di levarli, però è una situazione che io mi auguro possa notevolmente migliorare già da domani, nel momento in cui ci sarà il pre-esercizio dei varchi, per cui sarà impedito l'accesso dei non autorizzati, diciamo così. Quindi ci sarà un nuovo Sì, saranno attivi i varchi. I varchi significa che saranno per un mese in pre-esercizio, dopodiché contravvenzioneranno tutti quelli che accederanno all'area pedonale, anzi quelli della ZTL e alla ZTL, senza essere autorizzati. Domani scateno de mana su questo, sindaco. Va benone, sono ben felice. Grazie. Allora, cimitero, ahimè, nota dolente, perché noi ci torniamo spesso con numerosi servizi e c'è un'ascoltatrice, credo, o un ascoltatore, dice: so che oggi su Telecolor interverrà il sindaco, se possibile potete attenzionare il grave problema del cimitero di Catania che vi ho già segnalato in precedenza, grazie. Non ne parliamo perché con Tonino abbiamo fatto un sacco di servizi su questo, il sindaco lo sa, e questa è una foto che ci manda l'ascoltatrice, credo che sia una donna. Ho sempre detto che sulle manutenzioni, anzi l'assessore Petralia sta cercando di fare quello che può. Ho sempre sottolineato il fatto che noi abbiamo risorse molto limitate e nonostante questo delle risposte dobbiamo darlo, anche se mi rendo conto che molte volte è difficile farlo. Il cimitero è uno dei nostri punti dolenti, dove per nostri non intendo della città ma intendo dell'amministrazione, perché per troppo tempo c'è stato forse incuria e noi ancora non abbiamo avuto la forza per sollevare definitivamente la condizione preesistente. Devo dire che però molte cose si stanno facendo in tema di verde, in tema di acqua, in tema di complessiva riqualificazione, in tema di aumento degli spazi, in tema di luci nelle colombaie, l'abbiamo parlato la settimana scorsa. Quindi pian piano ci muoviamo, non con la velocità che piacerebbe a me e ai catanesi, però vi giuro, l'impegno è il massimo. Il fatto che poi non si possa andare oltre quello che facciamo è anche un dato incontestabile. Ci fa piacere sentirlo dire e naturalmente ci auguriamo che i progressi siano continui. Vediamo ancora, perché abbiamo ancora pochissimi minuti. Buongiorno sindaco, volevo segnalare il tratto di circonvallazione Viale Ulisse, poco illuminato, direi al buio, così come la strada di Cerza, ingresso Ficarazzi, totalmente al buio. Gentilmente provvedete il prima possibile. Allora, la strada di Cerza, ingresso Ficarazzi, non credo proprio che sia il comune di Catania. Dovrebbe essere ecco. o San Gregorio o Acicastello, penso, se è quella che dico io. Per quanto riguarda i Viale Ulisse,
L'altra volta ho segnalato un po' più avanti in via Cicastello, perché poi quando li segnaliamo subito intervengono i tecnici. Devo dire però, perché ogni volta parliamo delle cose che non vanno ma non sottolineiamo quelle che facciamo. Abbiamo realizzato l'attraversamento della circonvallazione pedonale e anche di via Barraco, la strada nuova che adesso congiunge con via del Rotolo, che era qualcosa che mancava, Sì. per carità era un nostro dovere farlo. Però intanto è la dimostrazione che noi cerchiamo di intervenire pur con la velocità di un bradipo, ma si comprende per qual motivo, per la mancanza di risorse di personale, però le cose le facciamo. Bene, andiamo avanti. Sindaco Damesi, che dice di mettere le telecamere sulla SP, sulla provinciale 53, piena di spazzatura, e di dare illuminazione all'incrocio tra la stradale di Primosole e la stessa SP53 o via San Giuseppe l'Arena. Aspettiamo la tragedia? No, speriamo di no, insomma, ecco. Allora, l'SP53, così come l'SP55, vengono periodicamente pulite. Sulla questione delle camere, ancora una volta ho detto lunedì, perché lunedì mattina mi dedico alla città metropolitana, che dobbiamo subito installarle. Se in città è un problema il numero dei vigili urbani, in tutta la provincia abbiamo 5 unità di polizia provinciale. Quindi, 5? Sì, io ho chiesto di verificare se possiamo esternalizzare. Non è facile la situazione, perché poi una volta che mettiamo le telecamere c'è chi deve guardare questi video. Giusto. Se non riusciamo a esternalizzare diventerà sempre un problema. Noi intanto facciamo la pulizia periodica, ma che diventa un costo importante nel momento in cui Scusi, Prego. esternalizzare che vuol dire? Esternalizzare significa, se riusciamo a farlo, ad affidarlo a qualche ditta che eventualmente si rivale sull'introito derivante dalle contravvenzioni. Però non è un procedimento facile. Per me sarebbe facile e virtuoso, ma molte volte viene impedito, dicono che il sistema non lo consente. Quindi su questo stiamo verificando, perché poi c'è un problema, la percentuale sul riscosso oppure sulle contravvenzioni, per cui potrebbe anche esserci una penalizzazione dell'ente che esternalizza. Quindi rispetto a questo, poi però ogni volta mi rendo conto che parliamo di questioni veramente grottesche. Parliamo di soldi soprattutto. No, parliamo di soldi, ma parliamo di soldi che io vorrei non avere, perché vorrei che ci fosse molto più rispetto per l'ambiente e per il territorio da parte di chi va lì per abbandonare rifiuti. Però il rispetto si ottiene col controllo, mi permette di dirlo, Sindaco? Lei, direttore, immagina facilmente quanto è esteso il nostro territorio. Parliamo di strade provinciali, non parliamo di Catania, parliamo di 58 comuni. 50. E i problemi della 53 e della 55 sono i problemi in zona di Palagonia, di Caltagirone, di Scordia, di Milo. Dappertutto ci sono gli stessi problemi. Uno fa la Ragalna Paternò, viene da piangere. Uno fa la strada che porta a Belpasso, viene da piangere. Ma che cosa fai? Non è che puoi esercitare controlli dappertutto, ci vuole, ma neanche l'esercito. L'ultima domanda, dai, chiudiamo con questo. Mi permetto di chiedere al nostro primo cittadino quando si potranno irrigare per farli sopravvivere gli alberi appena piantati a Librino. Molti sono già morti di sete. Allora, questo è un appalto che noi abbiamo affidato sulla base delle indicazioni che venivano dalla Comunità Europea, è un appalto col PNRR. Non vorrei dire una sciocchezza, mi pare che siano 80.000 gli alberi piantati, comunque sono decine di migliaia. E non era previsto nel bando l'irrigazione. Qualcuno potrebbe dirvi, beh, non ci vuole certamente l'intelligenza di Dante per capire che bisogna irrigare, però mi dicono che sono alberi che devono crescere da soli ed è prevista la sostituzione nel caso di fallanza. Fallanza significa che gli alberi non prendono. Quindi per questa ragione, in ogni caso, la ditta che ha effettuato questa piantumazione ha un obbligo di manutenzione, non so adesso per quanti mesi o per quanti anni, e deve provvedere al ripristino delle piante che eventualmente sono morte. Quindi se la deve prendere con la ditta? Ma non se la deve prendere con nessuno, perché noi comunque stiamo sotto la ditta e gli stiamo chiedendo... Quindi il cittadino ha ragione di prendersela, perché comunque amareggia vedere gli alberi piantati che muoiono. Peraltro neanche a farlo apposta, abbiamo avuto la stagione più arida negli ultimi anni, quindi, ma mi dicono che la situazione dovrebbe sicuramente riprendersi. Ci fermiamo qui, mercoledì potrà essere ancora la nostra ospite? Sì, mercoledì ci sono. Bene, con molto piacere, l'appuntamento con il sindaco quindi continua mercoledì prossimo. Grazie per essere stati con noi, grazie al sindaco Trantino. Grazie a voi. La programmazione continua. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.